Ciao ciao Santa Chiara, benvenuto Polo dell'innovazione o Genius Center fate voi. Quel che non cambia è che quell'area di Bassano alla disperata ricerca di un'identità resta, come diceva una vecchia pubblicità, un buco con la città attorno, un polo appunto. Che poi sia solamente geografico questo polo oppure anche magnetico e quindi in grado di attrarre interesse, lo si vedrà. Intanto il Comune presenta l'avvio della nuova fase del progetto che vede pubblico e privato a braccetto per la costruzione di un ambiente polivalente con una mostra sulla storia dell'ingegno veneto e altre esposizioni temporanee, una sala convegni, un ristorante, spazi per le attività economiche del territorio. La proposta è arrivata dal raggruppamento temporaneo di imprese e consiste in un pacchetto comprensivo di progettazione, realizzazione, finanziamento e manutenzione e gestione per 20 anni del polo culturale. Per ora serviranno 3 mesi per le verifiche, anche ministeriali. Poi, come sempre, bisognerà parlare di soldi. Il costo previsto come costo di intervento sono circa 16 milioni di euro. È un costo che il Comune non deve pagare sin da subito, ma dovrà cominciare a pagare al collaudo dell'opera. Collaudo dell'opera che viene al termine dell'opera perché è eseguita tutta da un gruppo di lavoro privato. Cioè, in termini molto semplici, quando il sindaco taglierà il nastro, da quel momento il Comune comincia a pagare. Come verrà finanziato il progetto in questo sistema di leasing in costruendo? Può metterci delle finanze proprie, adesso che c'è un progetto ci metteremo anche alla ricerca di finanziamenti esterni a fondo perduto per poter diminuire quei 16 milioni di euro e pertanto per pesare meno su quelle che sono le casse comunali. 16 milioni dice il vice sindaco, 20 dice il vice sindaco precedente, 25 dice qualcun altro conti alla mano, ma di questo ci sarà il tempo di parlare più avanti. Resta da capire invece come reagirà la città di fronte a questo progetto. È normale che, come tutte le grandi opere, come tutte le cose che non sono nella normalità dei lavori come l'asfaltatura delle strade o la sistemazione di illuminazione pubblica, che è perfettamente visibile e conscia da parte del cittadino, ha bisogno di essere, se vogliamo, un po' digerita e capita. Per questo da questa sera sarà avviata una serie di incontri e magari anche di mostre dove vorremmo illustrare a tutti i cittadini cosa ne uscirà e cosa vorremmo fare.